Mio caro Ricketts, ti scrivo in merito a quella gondola che ti ho mostrato quando eri a Venezia. Ricordi? Era bella ed elegante, antica e raffinata negli intagli, negli ottoni, negli accessori. Io e Mary ne fummo subito impressionati, tanto che decidemmo di acquistarla. C'è però qualcosa che tu ancora non sai. Il direttore dell'albergo, dove eravamo alloggiati, mi fece notare un giorno: «Signor Moran, sto per dirle una cosa che accrescerà di certo il suo interesse per questa gondola. Sa a chi apparteneva prima di lei? Niente meno che a Robert Browning. Sì, proprio lui, il poeta suo connazionale. Dicono anzi che per una delle sue composizioni più note, In una gondola, abbia tratto ispirazione proprio da questa imbarcazione». È un brano tratto da una lettera scritta ad un amico nel 1909 da Thomas Moran, pittore molto popolare negli Stati Uniti. La sua fortuna d'artista era legata a dipinti che raffiguravano paesaggi di grande respiro, montagne e parchi naturali soprattutto. Immagini solenni dalla scenografia sontuosa che esercitarono sul finire del secolo scorso una certa influenza sull'opinione pubblica americana, con ripercussioni anche a livello politico. Moran amava Venezia, che a partire dal 1886 raffigurò più volte nei suoi quadri. Una pittura che risentiva dell'influenza di William Turner, un inglese che qualche decennio prima aveva anch'esso trovato ispirazione in città. Trascorreva le giornate percorrendo canali famosi come il Canal Grande o rii solitari. Spesso il suo gondoliere di fiducia, Giovanni si chiamava, o forse Nane nel dialetto locale, lo conduceva in laguna alla scoperta di quegli spazi che l'artista tanto amava. Una passione per quella barca accentuata dal ricordo di chi l'aveva usata prima di lui. Moran non volle che quel ricordo venisse interrotto, neppure con il rientro in America. Che la gondola comprata dal pittore Moran fosse veramente appartenuta al poeta inglese Robert Browning non saprei proprio dirlo. Quello che però è sicuro è che Browning, il grande poeta, sicuramente andava molto in gondola. Ad esempio lo andava a prendere con la sua gondola Curtis, il proprietario di Palazzo Barbaro, che andava a Carezzonico e lo portava fino a Malamocco. Lì poi tutti scendevano, facevano una lunga passeggiata fino a San Nicolò e da lì la gondola li riportava a Venezia. Andavano anche a San Marco con la gondola. È sicuro che all'epoca, alla fine dell'Ottocento, negli anni '80, la comunità di stranieri che abitava a Venezia sicuramente usava la gondola. Sulle acque del lago Hook, nell'East Hampton, per parecchi anni fu dato ancora di vedere quella gondola tra la curiosità degli abitanti del luogo. A poppa, a far da gondoliere, un pellirosse della tribù Montauk, tale George Follard. Forse il modo di impugnare il remo ricordava altri tipi di voga. Di certo canneti ed insenature non proponevano neppure alla lontana la laguna di Venezia. Ma dentro, nella piccola cabina, nel felze, come è chiamato quel riparo a Venezia, l'immaginazione faceva forse intravedere a Moran, alla moglie, alla figlia Ruth ed al ristretto gruppo di amici un profilo lontano che ricordava, c'è da scommettere, qualche isola dell'estuario, mentre i versi di Browning, composti chissà, proprio lì, all'interno di quel felze, venivano riproposti a memoria. I send my heart up to thee, all my heart in this my singing. For the stars help me, and the sea bears part. The very night is clinging closer to Venice streets to leave one space above.
mio fratello che studia, mio papà mi ha detto vuoi studiare a Catino, ho detto a me mi piace lavorare specialmente sulle barche. Dopo che ho fatto tanti tipi di barche, in ultima poi, visto che l'ordinativo gli era enorme, mi sono dedicato esclusivamente alla gondola. Quanti anni di lavoro sono? Nedis Tramontin non li ha mai contati e non intende certo farlo ora. La sua famiglia è qui dal 2 febbraio 1884 e sono soprattutto le gondole, quelle costruite da lui, a parlare del suo talento di costruttore. Tramontin è interprete fedele ed innovativo ad un tempo delle tecniche costruttive della gondola. Un impegno messo a punto grazie allo spirito imprenditoriale del nonno. Domenico, si chiamava così, iniziò come apprendista presso i Casal, un'altra famiglia che costruì le sue fortune sulle barche. Poi, appreso il mestiere, decise di farlo in proprio. Nedis, come nonno Domenico, come il padre Giovanni, non abbandonò la vecchia bottega, lo squero, come viene chiamato in città, il luogo dove le barche si costruiscono e si restaurano. Si propose anzi, con curiosità, intelligenza e spirito imprenditoriale, come momento di sintesi tra le espressioni tradizionali della gondola, con alcune innovative esigenze strutturali che gli addetti ai lavori conoscono bene. Un artigianato, quello di Nedis, che ripropone ad ogni costruzione un nuovo originale momento di sintesi, in cui la cultura materiale riesce a raggiungere momenti di equilibrio e di armonia propri della più pura espressione artistica. La scelta non poteva che cadere su di lui. Nedis Tramontin era l'uomo giusto. Newport News, Virginia, una città dall'economia vitale. Qui, specie negli ultimi tempi, si sono affermate numerose aziende che spaziano in settori diversi, dalla ricerca alla produzione. Centro commerciale ed industriale, ma anche luogo di incontro dove il mondo degli affari si coniuga con lo sport, il turismo, l'iniziativa di intrattenimento. Di particolare significato la presenza del Mariner Museum, una istituzione che ha il compito di tramandare e preservare la storia della navigazione attraverso una straordinaria collezione di 35.000 pezzi. È qui che ha trovato collocazione stabile la gondola di Thomas Moran. When we did the restoration, Quando abbiamo effettuato il restauro, la gondola era davvero in cattive condizioni. Tutti coloro che lavorarono al progetto, Tramontin ed i collaboratori del cantiere, dimostrarono subito un grande entusiasmo. Davvero il fiore degli artigiani veneziani che operano nel settore, impegnati nel far rinascere questa gondola, che lo studioso Gilberto Penzo considera una delle più antiche del mondo ancora visibili. Furono prese tutte le precauzioni del caso. Una ditta specializzata nel trasporto marittimo, la Mediterranean Shipping Company, si interessò del trasferimento da Newport a Venezia, assumendosene la responsabilità economica ed organizzativa. Vito Piraino, console italiano a Norfolk, seguì personalmente, con i vertici del Mariner Museum, ogni fase dell'operazione. La gondola rientrò in città una mattina d'inverno. Un ritorno silenzioso a quasi un secolo di distanza dal primo imbarco. Ancora una volta percorse il Canal Grande, molto più rumoroso e congestionato rispetto a quando lo aveva lasciato. Riattraversò l'ultimo tratto di canale, quello che porta allo Squero, per tornare lì dove era stata progettata e costruita. Il pensiero di Nedis sarà andato allora, chissà, a nonno Domenico. Forse si sarà commosso, non lo sapremo mai. Il lavoro iniziò quello stesso giorno
con l'aiuto di pochi. La prima cosa che feci presente era l'estrema rarità di scafi antichi, perché a Venezia la gondola era un'imbarcazione di uso comune, quotidiano, e quando diventavano vecchie erano distrutte e sostituite con quelle nuove. I pochi scafi che si sono conservati sono vecchi solo di poche decine d'anni e si sono conservate quasi per caso nelle entrate dei vecchi palazzi di Venezia. Vista la rarità dello scafo, si era convenuto quindi di non fare un semplice raddobbo, ma di fare un restauro vero e proprio. E per fare questo in maniera corretta bisognava conoscere perlomeno la storia, l'autore, l'epoca e i materiali impiegati in questa gondola. La vicenda della gondola di Browning e di Moran può concludersi anche qui. L'intervento veneziano è stato lungo e complesso. Ha coinvolto i migliori artigiani della città che hanno cercato di riproporre tecniche in gran parte dimenticate. Il problema più rilevante per l'arredamento di questa La ricerca delle stoffe, quelle che secondo tradizione venivano scelte per ricoprire il felce e addobbare l'interno della gondola. I vetri colorati della lampada di prua, destinata un tempo a rischiarare le acque dei canali durante i pomeriggi inoltrati o le uscite notturne. Una linea retta, passiamo una parte curva. Il conio e la fusione dei supporti in ottone, vere e proprie opere d'arte nate dalla fucina di una delle più antiche fonderie che operano in città. Il ripristino di dorature logorate dal tempo. Un lavoro paziente fatto di oli, essenze ed antiche miscele, in cui i minuti pennelli ripropongono la lucentezza e le volute di fregi dimenticati. Oggi l'imbarcazione è tornata a far mostra di sé in una delle sale del Mariner Museum di Newport, motivo di curiosità e di richiamo per migliaia di visitatori interessati per qualsiasi cosa provenga da Venezia. Con particolare ragione, nel nostro caso, dato che viene proposto uno dei simboli stessi della città. I visitatori del museo rimangono meravigliati per la linea elegante della gondola, un'esperienza che consente loro di rivivere quasi lo spirito di un'epoca, lo stesso che aveva ispirato i precedenti proprietari, componendo poesie o dipingendo una città straordinaria come Venezia. E Venezia? Venezia appare assente, distolta quasi da una realtà che sembra a volte comprometterne la sua stessa sopravvivenza. La vicenda della gondola è episodio ormai lontano, quasi dimenticato. Tramontin continua a vivere tra le sue barche, quelle vecchie da restaurare, quelle nuove da progettare e costruire. Il suo squero si propone sempre come luogo di lavoro, ma anche come occasione di incontro per cogliere nelle piccole cose di ogni giorno il senso di una venezianità che sfugge di mano. L'arte degli squeraroli è soltanto un ricordo racchiuso in un antico registro. L'altare a loro dedicato nella chiesa di San Trovaso, una curiosità per pochi appassionati. I maestri da squero si contano sulle dita di una mano e i garzoni, come si chiamavano un tempo i praticanti, scelgono mestieri diversi. Zuane, Domenico, Ansolo, Menego, Battista sono altrove. Il cruccio di Nedis e del figlio Roberto è racchiuso in questo logorante silenzio, forse senza speranza. Devo divinare con una barca para che mi cavalla qualcosa di me. Non si adesso per bravura o per grandissima, realmente mi piace questo mestiere qua. Abbiamo sta gondola che è invidiata da tutto il mondo e non riusciamo a trovare manodopera, non capisco perché, eppure viene ad essere gente che voglia lavorare. Prima cosa avevo scominciato a putei da giovani, perché mica avevo già faccio conto che avevo 7-8 anni, ero già qua, avevo ancora tocchi di io, per dopo andare a casa. Siamo un granello di sabbia nella spiaggia, invece dovrebbe essere chi tocchi grossi a pensare a queste robe, ma non quando è troppo tardi, se no non si conclude niente. Chissà, sarà forse distinto e vai in cantiere.
magari fa un giro, passa per di qua, però via che passa per di qua, per il cantiere, per vedere, si può dire, questa cosa è la mia vita, ecco, questa è la storia. E spero di morire qua dentro il cantiere.